Daghe Aria, puntata natalizia. Qua non dico niente, ma bisognerà. Stavo zitto. Neanche stavo zitto, infatti. Parleremo di uomini e donne. Sarà una puntata piena di stereotipi, dei luoghi comuni e di frasi fatte. Quindi nessuno sa dove ciappare e soprattutto nelle conversazioni che sarà un apparente filologico. Apparente. Perché ovviamente oggi non usiamo lo stesso format di tutte le altre puntate, ma pescheremo delle domande da farsi fra noi altri quattro e dopo vi spiegheremo anche il meccanismo di sta roba. Quindi vai con la sigla. Daghe Aria! Sempre bene. E ritorniamo dentro Daghe Aria, puntata special natalizia 2025. Non ve l'ho detto dove che so, però vi dico subito le regole di questa puntata qua, perché qua risponderemo a delle domande che ho messo dentro una urna, che è una bacinea praticamente, cosa sei? Una Un terrina. Tupperware. Un Tupperware, esatto. dentro- Finto però, no, de marca. finto. E a voi che sentite adesso siete chi? Katia. E l'altra voce maschile è di? Livio, non mi vedi? O No, sì, ti vedo, ma da casa non ti vede. Livio. E l'altra voce femminile è di? Giorgia. Ok, Zago mi sia le lingue perché un po' mi parlerò come mi insegna mia mamma. A Giorgia se voglia In mestrino? in mestrin. Veneziano, Veneziano, dai. dai. Veneziano. E Livio? Anch'io come ha insegnato la mia mamma, ma è un po' diversa dalle vostre. Esatto, non è la stessa Però mamma. ti stai offendendo da solo. Vabbè. Dai, via il dente, via il dolore, dai. Come che te vuoi? Ognuno parla con te. Katia, come che te viene, Katia? La mamma mi ha insegnato a parlare in italiano, vediamo cosa Quindi, mi esce. Vediamo, dai, te faccio incassare. Mi so che quando che te ti incassi, Sta buono. sì, sta buono. Sta Oggi. buono. E la regola principale è un cosa che non si può eludere le domande, non si può essere evasivi, quindi o si risponde o si risponde. La seconda regola è non si nicchia, che non so cosa voglia dire, ma fa sempre figo. Minchia. Non si Nicchia. minchia. Non si Scusate. nicchia. Cominciamo subito. Nicchiare significa tipo tergiversare, che ne so, qualcosa del genere. Wikinicchia, c'è scritto. Wiki in minchia, esatto. E non si può rispondere dipende. No, Ma chi dice dipende beve uno spritz per esatto. definizione? Che Mosà come sia, però non... Ok. Quindi poche idee stupide ma chiare. Siamo a casa vostra, Livio e Giorgia, quindi ci troviamo a Borbiago. Borbiago, sì, la ridente Borbiago che si trova nella provincia di Mira. Una metropoli tentacolare. Provincia soprattutto. Molta Sì. provincia. Vi trovate in mezzo ai campi, Sì. come che ti ha visto, insomma. Non Sì, che sì, no, sia- vabbè, sono abituato ai campi, vivo anche in mezzo ai campi. ok. Viviamo in mezzo ai campi, che è niente, sorsi e campi. E cimici. Sorsi che sei, sì. Che bisogna uno che ogni tanto che abituarsi. fanno le visite davanti alla porta. Porco Giuda. Col cappello. Sì, sì. Elemosina. Vieni a chiedere cibo. Bussa. Vieni a cercare cibo. Vabbè, insomma, capita. E peschiamo il primo bigliettino e vediamo cosa che succede. Sta puntata si presenta strana già all'inizio. Quindi chi che pesca? Cominci te, Prima le Giorgia? donne. Cominciano le Prima donne, le che donne. normalmente Bene. hanno ragione. Esatto. quindi comunque- Ho messo dentro queste... Quotidianamente sempre hanno ragione. Sì, adesso dai. Quindi lei fa la tacchemo domanda a bene. me? No, lei Sì. fa la domanda No, a tutti. fa la domanda a tutti e Al tutti mondo. risponderà. Boh, cosa che ti trovo? La domanda è: qual è il tuo nervo scoperto? Poi è appeso proprio. Avevo tenuto come peggio Beh, domanda. Te che tacchiamo pesca Tra subito. l'altro, scusa, perdonami, non per fare il nazi grammar, ma cioè tesoro Ho sbagliato mio. qual è? Adesso non vorrei Mamma dirtelo, mia, però. maestra. Ha sbagliato l'apostrofo. Ho messo sì. l'apostrofo su qual è. Mamma Basta. mia. Maria,
Io esco. Mamma mia. Subito via così. Me la sono giocata subito. No, Allora, era grave Ma chi questa, fai però. domande a chi? Non ho capito. È una domanda che si rivolta a tutti, quindi Ok. perché Tra l'altro- da Mona mica che ho spiegare regole ori prima di arrivare qua che Spieghiamole. No, ma tra Beh, l'altro mi neanche go più a domanda comunque. qua è Oseo il tuo nervo scoperto, ok? Porca, dai che faccia subito. Il tuo nervo scoperto. È il mio nervo scoperto, qua è Oseo. Quello sciatico. Sì, il nervo sciatico. Beh, il mio mio nervo sì. scoperto se quando chi mi fa notare che ho sbagliato. Questa è una roba chiaro? Chiaro. Aia. Stasera letti separati. Perché che se maniera è maniera di fare Io ho notare che letto te hai lui sbagliato. divano. Beh, mi dormo spesso Ma in divano. dormite separati, sì? Ogni No, tanto, spesso, lui perché- mi russo come un Adesso trattore di la verità, rotto. lui si addormenta categoricamente dovunque. Tu Sì. puoi trovarlo anche sul water addormentato, quindi può essere che arrivi a letto tipo alle 4 perché se svegliaga a freddo. Che ha trovato Certo, beh, traffico. sul water in effetti Nella sul tratta water bagno, potrebbe camera da esserci letto. umidità. Sul divano. Cioè lui dorme sul tappeto di casa. Come un can. Sì. Vabbè, cosa che siete mai? Mi mica sono. Dai, cosa io ho il tuo nervo scoperto qua a ciccionare dove che dormo mi. Posso dire dipende. No, cosa dico? Aspetta che bevo. Che signo qua per bere, più che altro. Certo, assolutamente. You're welcome. You're welcome. Il mio nervo scoperto è quando mi sento presa in giro. Mi sta sui coglioni in serio? un modo impressionante. Te che cagata quello sbagliato Esatto, praticamente con cui sposarti. Tuo? Il disordine. Ovviamente il Io non disordine ce la è causato da me. Oddio, Perché come la io sono- capisco. Sì, io non sono ordinata e quindi vabbè. Neanche io. No, lei Assolutamente. Ma quando è arriva- un caso strano però perché adesso le donne diranno che loro sono ordinate e No, noi no. Io non sono gli ordinata. uomini non si ordinai perché di solito se così. Lei quando arriva a Invece casa no. esplode. Cioè lascia roba nel tragitto. Tipo cometa. Da quando entra dove arriva c'è roba. E io devo fare marcia indietro e recuperare tutto. Ma hai ragione, Tu lascia bevi? le tracce Eh. per seguirla. Scusa, dovrò Ma avere che si un sperda. difetto. Ma non... Dovrò Cioè, avere ma- sì, come no? Cioè, Ma allora anche lui è ordinato. Ma peschiamo un'altra cartina. Andiamo avanti, Ed vai, è altro un giro, altra corsa. rompimaroni impressionante. peschiamone un'altra. Già, Pesco me, dai. Già la Vai, prima era. Potete tenerle per ricordo, per baruffare Metta. un'altra volta. Ih, guarda qua che lavoro. Allora, la donna vuole l'uomo buono, gentile, premuroso, intelligente e disponibile. Gratis? Poi finisce col disastrato, l'immaturo, l'insensibile, lo stupido o peggio ancora il bastardo. Ma ce l'hai con me? Ma ti stai dando tutte queste No. Te l'ho letta qualifiche? No, quasi tutte finiscono con un bastardo prima o poi. Mi sa Prima. che prima e qualcuna anche poi si ottiene anche. Ma è sempre la storia, no? Del Chi se mito. somiglia se piglia anche tra l'altro. È il Ah, mito di chi Perché, smidicia. perché siamo bastarde? Qualcuna se lo merita anche. Insomma, Vabbè, se- però adesso questo è proprio è gratuito. bastardo o bastarda. Quello che Per ti fa dire la stare. parola che non si può dire. Dipende. Ecco, quando che uno sei bastardo, sei bastardo. Secondo me, che sta, abbiamo scritto la mia frase, cioè che sta, è una Vita mia vissuta. opinione. È una mia opinione. Tu volevi il bastardo, Katia? No, ma non volevo neanche quello buono, però. No, non dai, volevo proprio allora- l'uomo. Quello gentile sì, però. Allora, secondo me l'errore di fondo è volere tutte queste cose da uno solo. Perché non puoi volere tutto da uno solo. È improponibile. Allora, o ti accontenti di quello che hai e guardi il lato positivo di quello che hai. Ho relazioni aperte da Ma so 20 io guardarte persone. perché Cioè, sta sudando Erma alla goccia. Però scusate, guarda che mi so tutto e anche bastardo se voglio. può essere buono e immaturo, che ne so, premuroso e stupido. Vuole essere, cioè, non sei detto. Sì. Sì, praticamente è uno psicopatico bipolare. Vabbè, ma insomma, vi sfido a dire che al tavolo ci sia gente a posto. Nel Ma senso, neanche sommandoli escono tu. Cioè, qualcuno di voi ha una di queste caratteristiche? Mi so premuroso. Pensavo Sì. avessi detto intelligente. Io No, ti non reputo sono intelligente. Sono una persona intelligente. Sì, decisamente. Ma uno Sei di- un bastardo so- intelligente. So uno con 1000 attenzioni. Uno che pensa. Sei premuroso, quindi ti Non vedi hai bevuto abbastanza per dire ste robe. Te cagate, dici, vero? premuroso e bastardo. Zerma. Intelligente e bastardo. Intelligente e bastardo. Di solito l'intelligenza, se non Premuroso hai la sì, sensibilità, dai. diventi bastardo. Livio premuroso e insensibile.
Tu le hai tutte. È vero. Tu le hai tutte. Disastrata, immatura, insensi, tutte le hai. No, disastrato sì. Unplanned. Disastrata io sì. Mi sento proprio così. No, però gentile. Da 110, proprio da recupero del Gentile e patrimonio. disastrata. Quindi può l'hai scritta essere. per lei questa? Ah, non so, Può vedi. essere. Mica nel frattempo che ne go a pescare un'altra, leso mi. Questa è una domanda pericolo. Le ho Oh, contrassegnate Madonna. con una scritta in rosso, domanda Aia. pericolo. Aia. Ti piace di più stare con i tuoi amici o con me? Domanda del partner. Tu Frase cosa dura. risponderesti? Di più con gli Allora. amici o di più con Livio? Diciamo che quando sono fuori con le amiche non lo penso minimamente. Quindi mi Chi se ne incuba? Meno male che era buona. Aspetta. No, qua poi mi viene fuori un pensiero troppo smelenzo. Non mi manca. Sì, esatto, Ok. non mi manca, però quando sono con lui non è che ho la smania di Madonna, non sto fuori con mie amiche, quindi vuol dire che tutto sommato Sì. sto bene in entrambe le situazioni, dai. Quindi è una cosa un po' melensa, è vero, però... Ma è settoriale, cioè direi che è estremamente efficiente come cosa, eh. Stai bene in entrambe le situazioni. Dopo non sai che non ho voglia di... Questo se come rispondere dipende però, se è falso. Questa è una falsissimo, risposta politica, Non può questa. essere vero. Sono troppo politically correct. Esatto, va questo lo bene, mette. Dai, do dammi un altro Campari. campanino. Un altro camparetto. Vedi? Livio, sincerità ovviamente, Rume quella intanto, brutta, sì. quella bastarda. Stai bene con lei o di più o con gli amici? È lei la mia migliore amica. Sti Cuoricini! Sì, occhio. Con questa, cioè, vabbè, adesso non è che non serve più che mi fai il regalo di Natale. Esatto, con Me lo questa il devi fare 24 di stesso. dicembre l'abbiamo sistemato. E tu? Io sto bene con gli amici, tanto con gli amici. Io quando sono con gli amici rido un sacco. Quando che so con te rido manco, non rido, ma rido meno. Quindi cose con diverse. gli amici io quando rido sto bene, mi va via proprio, va via tutte quante le tossine, va via tutto. Poi con gli amici o con Ea bevo uguale. È solo una questione di quanto che rido. Se te mi facessi ridere di più, se te mi guardi così non rido più per tutta la vita, però Siamo tutti non rido serissimi. più. Cioè, Comunque, nel mentre... Ti Devo invece- rispondere Sì, anch'io? sì. Allora, sostanzialmente io sto bene per i cazzi miei, senza amici e senza nessuno. Però questo Sostanzialmente. questo non vuol dire che contesti a male, a parte quando mi rompi i coglioni, a parte quando sei nervoso. Ma andiamo alla prossima domanda. Andiamo avanti. Domanda che- pericolo. Un'altra pericolo. Tutte a due, posto? sì, Rodrigo, che altra? Questa è la frase che tutte le donne fanno, cioè dicono quando tornano a casa da qualche occasione. Ubriache. in cui- beh, No, anche. Si spera però che quando torni a casa ubriaca tu non faccia questa domanda, perché non noti niente di diverso? Dopo la visita alla prostata uno. Sì, Zoppico. No. Sono stato a Casablanca. Sono claudicante. Aia, ho il passo del pinguino. Sì, Però non è posso niente. dire, la domanda è un po' ambigua, Non noti niente di diverso. Allora, quando che una se fa i capelli, cambia trucco, se fa le onge, ha un vestito nuovo. Ha tamponato la macchina. Esatto. La tua macchina. La mia. Ua. Esatto. Non noti Ah, a niente di proposito, diverso. quando sono andata a prendere nostra figlia Ma scusi, prima, scherzare? e- Hai dormito la macchina? ne parliamo dopo. Ma dai, devi scherzare, sta cosa mai. C'è uno ancora Pausa, attaccato al si parabrezza. È una renna attaccata. Sì, sta roba del non noti niente di diverso, se brutta. Cioè, se brutta. Se non ga notà, non sta che far notare che non ga notà. Annota che non ha Vabbè, notato. io non te lo dico però di solito. Tu no, è vero, hai ragione. Dai, Onestamente tu non faccio lo i cazzi fai. miei. Tu Giorgia lo fai. No. Io sempre. Vabbè, ma perché sono io sempre la persona in difetto, quindi che dire? È precisino lui. È un fiantin. Sì. Sì, io Quel misurino sopra. 2 o 3. lui Io è tre proprio una misurini. roba, insomma, è conosciuto perché fa la PEC therapy, cioè manda PEC a tutti, un rompicoglioni, una roba grande, ma La proprio PEC una roba- therapy mi è nuova. Sì, cioè, Cioè? Cos'è la PEC therapy? Manda PEC. Sì, no, vabbè. sì, a Bellissima. tutti, tipo No, io servizi Ma perché? clienti. A tutti? No, io voglio approfondire perché mi piace già l'idea, ti giuro. Sì, sì. Cioè, spiegami la PEC therapy.
Io vado direttamente alla radice del problema. Scrivo Come una raccomandata, Sì, praticamente. sì, scrivo al sindaco, al rappresentante legale, all'amministratore, Mette in Mattarella, copia l'amministratore tutti. delegato In copia, dell'azienda. in copia al Sta gazzettino, scrivendo. in copia ai Tutti. sindacati, in copia a tutti. Sì, assolutamente. E devono vedere che è la Associazioni copia. di categoria, Sì, riviste del a di settore, Consum, tutti. Vado online, vedo gli Hai organigrammi. capito a chi ti devi rivolgere in Mi caso tu abbia brillano problemi? gli occhi. Regale trova. Li abbiamo fatti conoscere, Erma. Sì. No, ma Ed è sono- così. Però guarda, sono disordinata, quello cade male. Cade Vabbè, male. ma sei tua? Ah, ok. Il training è già fatto. Niente. Niente, Sei butto via i andata così. biglietti. Ne pesco Basta. una io, posso? Sì, Aspetta, sì, che ho aperto questo Ah, ok, intanto. vai. Ma leggetelo Ok, voi. Lei, vai. Fare le cose è un'altra categoria. No, leggi tutto. E questa l'hai scritta per me? Certo. L'hai pescata per me? Faccio dopo, faccio quando riesco, faccio quando voglio, non lo faccio. Ci Ecco, mancava il è vaffanculo Giorgia. qua. Questa è Giorgia. E- È lei, è Giorgia. Dopo Ma lo faccio, anche poi lo faccio. possiamo Posso metterci farlo dopo, un no, ora non non ho voglio. coglioni. Anche io. Non ho coglioni di farlo adesso. Posso farlo quando cazzo voglio. Dammi non ho una detto data. che non lo Sì, ti faccio. Quando Dammi- voglio. Dammi una data, Porco un orario. can. Ma io devo badare a tutti. Ma non una ho idea- capito. un'idea Ti di lovo. qua- Ti Sì. lovo, ti lovo. Ma un'idea di quando? Anch'io tendenzialmente vorrei avere delle scadenze per delle cose. Se non ce le ho, non riesco ad organizzarmi. Cioè, No, guarda, lei è la mia nuova migliore amica. ma no. Sappilo. Cioè, e starai meglio con lei che con me. Decisamente. Ma Sicuramente. perché si sa che insomma tra donne c'è una solidarietà. Ma- no, ma poi io non ho detto che non lo faccio. Io Non ti dico quando. lo faccio con il tempo che Sì, ma- ritengo giusto io. L'effetto sorpresa. Ragazzi, è come la terra promessa agli ebrei, però non ti ho detto che non te la do. Tra Non ti ho detto 4.000 anni? quando. Ma io non te ti ho la do. detto che non te la do. Io te la do Usare sempre. Aspetta, questa montalo bene. Sì. Questa parte montala bene. Io te la do sempre, quindi Cosa? non andiamo La terra lì promessa? così. Anche la terra promessa. Camparino? Vorrei poter Camparino, dire lo camparino, stesso. camparino, Vai, Campari, via. Via, Cina. Vai. Salute, Vai, Gotti. e via. Pesca, No, facciamo la pausa Campari. pausa Campari. Pausa Campari. Chissà che vuoi l'acqua sul Campari. No, l'acqua no. Via, metti in parte. Via, vuoi Campari? Camparino? Sì, butta. Fammi il refill perché so Dai, ti a refillo, cui. amore, So a ti cui. refillo. Intanto mi Arso. verso un'altra domanda e mi appareggio perché qua, se no qua, bisogna lavorare. In Veneto bisogna lavorare, ragazzi. Bisogna stare qua a perdere tempo col Campari. Guarda No, che lo sei sempre- a casa di un napoletano che comunque lavora più di me. Niente che mo conia sta roba, come che diceva Forrest Gump, Veneto se chi il Veneto fa. Questa Quindi te si Veneto se te fa il Veneto. Diceva proprio così, eh. Sì, infatti Forrest Gump era dell'Alabama del sud. Attenzione allo sbocciamento del prosecco. Uei. Vivi Allora, in Veneto. domanda mentre si sboccia, se mostra emozioni l'uomo è apprezzato perché si apre oppure si apre, senti, opla, aperto. Oppure viene schifato perché sembra un problematico. Aspetta, devi un attimo. Allora, l'uomo rileggermela. che si apre, L'uomo viene- che piange. l'uomo che piange, l'uomo che mostra emozioni, È cute. è apprezzato dalla donna oppure viene schifato perché è uno che ha un sacco di problemi? Io piango con i film della Disney Pixar. Quale Selettivo. film? No, aspetta, Tutti. quale film? Up mi distrugge. Coco, Beh, Up. un dramma. Beh, una Coco ferita pianto aperta. come una fontana. Sì, ma sei una donna? Giusto, hai ragione. Lui ha la barba e il testone? Cioè, Anche. non è che- È il serbatoio delle lacrime. Ah, è grande perché devo tenere tante lacrime. Esatto. Comunque, vorrei dirlo a tutti. Dai, dillo a anche tutti, Herman dai. piange a volte. Anch'io piango ogni tanto. Anche Herman a volte piange. Sì, Tenerone. sì, perché faccio il crane in casa e quindi... La cipolla. eh, Segolas. esatto. No, ma ti ricordi qual è? Segolas è un personaggio di... Il signore di di Anelli. cipolla fritti. Esatto. Il signore degli anelli di cipolla fritti. Ti ricordi il film con il quale hai pianto la prima volta? No. Non Oh. mi ricordo, ho rimosso. Bevi Autumn in New York. Autumn in Ah, New che York. bello. Autumn in New York. Guardalo. Ho riempito un Il robo dei video del popcorn viaggio di nozze. di fazzoletti. Ma guarda, noi viaggio di nozze siamo andati in camper. È stato un viaggio di nozze veramente figo. Siamo stati via 25 giorni in giro per Spagna, Francia, Vedi? Portogallo. Vedi E che lì non hai pianto. Non perché ho ti sei pianto, ho divertito. guidato, mi è bloccata una spalla, va bene. No, insomma, ragazzi, eravamo no. un altro Era già- viaggio quello. Era un Sta altro toccando viaggio. comunque un argomento perché noi viaggio di nozze non l'abbiamo fatto perché non mi sposa. e non lo faremo. Scusa, No, scusa. cioè, no, vai, vai, non vai. aprire nessun biglietto perché qua si apre una... Come non ti sposa? No, io sono single.
Cioè, single, insomma, un Dai. coinquilino. Hai un coinquilino trombamico. Sì, padre delle mie Coinquilino. figlie. Coinquilino. Molto amica. Molto amica. Beh, Perché dai, non la così par- sposi? proprio che non Perché succeda- non la sposi? Non firmo nulla io. non va- Vedi che io non volevo sposarti. Avevo ragione io quella volta. No, Vedi? no. Ascolta. Beh, guarda, lui ha Mi ha insistito spezzato il tanto cuore. perché io lo Io sono sposassi. stato io a Matrimonio. insistere. Sostami. Lui ha insistito tanto perché io lo sposassi. Allora, non io volevo. avevo la sensazione di dover morire da giorni. Madonna. Ognuno che ha la sua Un sensazione inguaribile posso ottimista. fare. Non è che mi posso cavare una sensazione che sento No, che mi dovevo giuro, morire. Avevo Di paura cosa? di morire, giuro. Ma di cosa? Così. Tenia, Di che ne so, morte. di Ah, ok. morte Di improvvisa. doppie punte. No, Esatto, ma lui, mi ha, unghia lui mi ha incarnita. preso con la morte. Autocombustione. Cioè, lui mi ha preso con la morte, cioè, con questa minaccia. Ha fatto di leva morte. sui tuoi sensi di colpa. Sì, Eh e sì, noi mi ci bravo. siamo, stai uccidendo piano. e noi Piano, ci piano, siamo piano, piano. sposati il 1° aprile. Pensavo l'1 di novembre. Però Che potevamo abbiamo farlo. fatto per non smentegarsi dell'anniversario, ho fatto apposta perché il 1 di aprile è uno scherzo, ho detto ci sposiamo. Infatti siamo arrivati al sindaco che ha No, detto però pensavo no. che non venissi. Raccontala Ta-da! prima. Cosa abbiamo fatto prima di andare in comune? Siamo andati a bere dos spritz. Prima- Siamo andati in comune e dopo? e dopo siamo andati a bere altri dos spritz dopo il matrimonio. Perché noi ci siamo sposati senza genitori, senza nessuno, solo con 2 testimoni e nostra figlia, che Wow. all'epoca aveva 1 anno e mezzo, quindi Non puoi fortunatamente ricordare. non ricorda niente. Però si Ha ricorda rimosso. Daria e Mauro. Mauro che ne ha fatto da Ma perché vi testimoni. vergognavate a farvi vedere in giro oppure... No, Beh, perché i scusa. matrimoni sono soldi buttati. No. Bravo. No, Buona noi li abbiamo idea. investiti nel Li viaggio abbiamo di investiti nozze. nel viaggio, scherzi. Scherzi, Abbiamo scherzi. speso 14 euro di marche da bollo, ma stai scherzando? Cioè, Ora è 16. Ed Espris, Ecco. 16. E il 20% Di di... più. Abbiamo speso di più di Spritz. No, però ascolta, racconta anche come eri tu in viaggio di nozze, perché abbiamo dovuto anche rimandarlo di una settimana il viaggio Sì, di nozze. perché Gotti era un pugno sul muro e mi so spaccare una mano. Tipo qualche giorno prima del Qualche matrimonio. giorno prima del matrimonio. È Pensa segnale. che rapporto Cioè, com'era. ti sei sposato con la mano ingessata. Sì. Esatto, sì, sì. E l'anello dove l'hai messo? Non voglio sapere. No. No, si è rotto, Non voglio sapere. no, si è rotto la mano destra, l'anello va sulla Ah, sinistra. Quasi. Pensa se si rompeva st'altra. Però, insomma, vabbè. No, ma la cosa grave è che lui guidava il camper. Mi dovevo non guidare il potevamo camper. Era cosa che partire. hai fatto. Ho sciolto il gesso sotto l'acqua calda della È doccia. vero, è vero. Mi so cavare il gesso. No, allora, Ovviamente ascolta, per guidare dovevo cavare abbiamo il gesso. rimandato di una settimana il viaggio in camper e comunque si è sciolto il gesso. Sì, sono un pazzo, non va bene così. Lo so che non si criminale. fa così. Quando sono andato a cavarmi il gesso mi ha detto "Ma perché non te capi il gesso?" Si è rotto. Ho detto, cosa vai a fare? Se che sbriccio è. Il Basta. Cristo velato. Ma quindi, scusa, tu ti sei presentato alle nozze con il braccio ingessato? Sì. Certo. Alle nozze. Sono andato a firmare. Sono andato a firmare Lui in comune. aveva una maglietta dei Lakers. Che maglietta Ma aveva? qua i Lakers, Devo New sbagliare. York. Scusate, Yankees. Ma scusate, sei fuori? Mamma mia, per questo Ma potrebbero cazzo, potevi divorziare. fare copo Si è di vestito mono. elegante, scusami. Che fa? Con la maglietta di Metallica. Beh, Quanti insomma- poi ha dei Metallica e dei Pantera? Cos'era la storia? E al mio compleanno, serata, il mio 18esimo, invito Napoletano. amici, compagni di classe, arriva sto mio amico con la maglietta dei Metallica, guarda il posto, cazzo elegante, se sapevo mi mettevo quella di Pantera, tipo. Giusto. Ovviamente. Esatto. Vulgar display of power. You keep this love. Rutti su rutti. E comunque passiamo alla prossima domanda. No, dai, e comunque su. siamo ancora sposati. Siamo ancora sposati Anni? sì. Dopo quanti anni? Che anno era? Il 2012? 14. 14. Figurati Appunto. se mi ricordo. Beh, quindi avete fatto Beh, noi già siamo, il 10° anno assieme. Sì, già passato. ma noi siamo insieme dal 2003. Non si direbbe, ma siamo insieme dal 2003. Quanti anni sei? Scusa, Cammini non i so conti quanti. Sono 22 anni. 22 anni. Però devo dire, visto che resterai poster di questa cosa, Sì, sì, quest'anno di- si è dimenticato il nostro anniversario, non di matrimonio, ma di quando ci siamo messi insieme. Quindi potete insultarlo come l'ho insultato Mi sono io. smentegata perché siamo conosciuti l'8 di novembre. E l'8 di novembre. Di dove sei andato l'8 di novembre? Ma Ma Sembra un Camilla. interrogatorio. Dove eri l'8 di novembre del No, io lo so dove era, dillo. Dov'eri? Boh, chi si ricorda? Tu sei Al andato l'8. wrestling. Ah, sì, se è vero, sono a vedere un incontro del wrestling. Quello coi nani, c'ero anch'io. No, vabbè. No, comunque- vabbè, mi sono smentegato e ha detto, vabbè, va a vedere il wrestling, ma infigato. E mi sono aperta un prosecco. vabbè. Casa da soia. Però vabbè, così, insomma. Cioè, lei ti aveva invitato perché era a casa da sola e tu invece che andare così, che era così anche una roba fresh and sexy. sei Fresh and andato- sexy, sei sì. Ha andato- preferito i Fresh nani. and sexy mi sa tanto da...
I nani giovani. in body. E che sai come seminava. gli amici gli aveva promesso. Camassa e wrestling a Trivignan. Dove lo Sì. fanno il wrestling con i nani? Ma A cosa Trivignan. Trivignano. No, ma ascolta, Trivignano. ma anche con le ragazze in mutande, però. Guarda che, Adesso guarda che non il vorrei wrestling in dire. Italia tira, ragazzi. Cioè, gli altri non credi, però il wrestling è forte in Italia. Ma di scherzare, è una roba Che seria. meraviglia. Portami. Giuro, a parte Facciamo la i Borbiago tocchi di Wrestling Marco Antonio, Federation. Yeah. vedetti, tatuaggi, muscoli, il Uomini. body col cicetto piccolo, che si vede tutto. Non credo mi piaccia questo E cicetto genere. piccolo non mi piace a nessuno. no. È vero. Vabbè, comunque. Torniamo a parlare di misure come prima quando eravamo fuori onda. No, adesso no. Pubblicità. Adesso apriamo- Campari per noi. Apriamo una nuova domanda, ragazzi. vai. Allora, indicazioni Stendilo stradali. bene, te lo tegno così te lo stendi. Strada. Dai una stirata. Gli uomini preferiscono perdersi piuttosto che chiedere. Ovvio. Sono coglioni. Eh sì. Allora, io ho dei grossissimi problemi col navigatore. Vi racconto una delle ultime. Dobbiamo andare all'oasi oasi rurali di San Floriano, su Parco Pordenone. Treviso. San Floriano. No, è Pordenone. A Pordenone. Dopo Oasi rurali di San Floriano, che è a Polcenigo. Io sul navigatore metto San Floriano, No. che è a Belluno. Oddio no! No, non è belluno. Ci siamo trovati a Cortina tipo e ho detto ma cazzo che giro mi ha fatto fare? Ma io non mi ricordavo questo passo rolle, cioè, 2200 un metri! freddo della Madonna. Ma che Un cazzo? coglione, porco cane. Avevo un nervoso addosso. Ho fatto C'erano i nostri 700 amici chilometri. che ci aspettavano. Ma dove sei? È in Dove montagna. siamo? Qua, non so, un passo di montagna, Caprioli, Alpeggio. non so. E questa è stata la cosa. Ma dopo si rivai dopo Sì, di certo, Sì, 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 dopo ovviamente. 2 ore, Per 3 merenda. Dopo 2 ore. Sì, sì. Comunque Pastorale è bellissimo, Sì, Bella, infatti. bella, Guarda, No. Pastorale è spettacolare. Ma non ci vivrei. Sì, No, sì. però per andarci Come in Venezia. giornata. Esatto, bella Pastorole, ma non ci vivrei. No, Pensa nulla. che mette il navigatore Per andare a cagare. da qua a scuola delle bambine. Cioè, quante volte ogni giorno. No, magari Scusa, c'è il posto quanti di blocco. Sono? 4. penso sì, 4. 4,7. 4,7 ovviamente perché lui lo sa. Ho chiamato Quanto- Lasci. Sì, lui è presente Furio. Bravo Fulvio. Furio Zoccaro. Furio, no Fulvio. Sì, di bianco, rosso e verdone. È Esatto. lui, infatti, il suo uno dei suoi soprannomi è Furio. Ed effettivamente lui è così. E quindi tocca adesso st'altra parte. Sì, no? lei è Per Magda. forza, Non per ce quello- la faccio Magda. più. Non ce la faccio È vero. più. Però poi insomma. Comunque invece il navigatore lo metto sempre. Quando che sei andare Infatti. via lo metto sempre. Ma per un motivo. Per gli autovelox. Metto il navigatore perché quando mi manderanno una multa da Civitavecchia dicendo che sono passato per Civitavecchia, io ho Google che dice no ciccio. Niga. Ero lì, Google testimone. Diciamo che è un pelo prevenuto. ero lì e non mi puoi rompere le palle perché non ho mai preso la strada per Civitavecchia. E succede come quello che prendeva la multa in via Brombeis A Napoli. a Napoli e non che ci mi sono mai stato. in via Io non c'è- Brombeis. Ora mi dovete dire. Io me la cavicchio, però, dai. Sono tornata qua senza navigatore. Quindi, Brava, cioè, brava. vorrei dire. E Cioè, non ti ero sia mai Borbiago, voglio dire, no, sai che ti sia. Sì, ma io sono vicentina, vorrei ricordarlo di più. È E me ne vero, vanto hai perché... un handicap per via delle zone di campagna, dai. Guarda che... Sì, ma Tutta smettila. città latino. Cioè, scusa. Ho Caga, capito. smettila di fissare il gatto. Ti prego. Il gatto mi Va si bene, ok. innervosisce. Non hai Scusate. una teglia così grossa. Vai con l'altra domanda, vai Giorgia. Il triangolo della morte. Sì. Litigio tra la sua compagna e sua madre. Un uomo dovrebbe difendere la compagna per lealtà o può dare ragione a sua madre se oggettivamente ha ragione lei? Ok, questa riguarda me e te, Livio. Facciamo conto che nostra madre stia litigando con la nostra compagna. Allora, per quanto mi riguarda, se dai ragione a tua madre, puoi fare le valigie. Io cambio cognome Così gentilmente. Ma preventivamente. proprio detto così. Io cambio cognome, residenza e... Non si può fare, ho capito. No, lanci una bombetta ninja, sparisci o Sì, ti sì. fingi morto come... Fumo. Sì, esatto. Silvan, sparisco. A proposito di film Copperfield. Disney, hai presente i due che si fingevano morti? Ah, sull'era glaciale. Sull'era glaciale. I ecco. due Ah, sì, sì, opossum. sì, 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 E i sì, due ecco, lui fa l'oppossum. Tanatosi.
Adesso, onestamente io non litigo con tua madre, bisogna Ma dire no, la perché verità. mai fatto baruffa come No, mamma. è anche una gran buona donna. Però tu, Beh, gran buona donna, se... Beh, ho da dire. Comunque. scusate, è colpa del Campari. Sì. Però lui farebbe l'opossum. Io sono certa che tu faresti L'opossum o l'opposto? Non ho capito. L'opossum. L'opossum. Si Goku fingerebbe e già morto. in bocca non posso Sì, parlare. sì, beh, schiuma dalla bocca, fa versi strani. Vabbè, neanche io ho litigato con tua mamma. Con tuo papà una volta ho litigato. Era uno scambio civile di opinioni divergenti. Ah, sì, Questo vuol dire che beh, te magno viva se vengo là. Ti spedisco ma in molto 4 civile. valigie diverse. diciamo il problema da noi è il contrario, cioè io e mio padre che siamo molto fumantini e quindi qualche volta Può succedere. sì, però è, Petetra. è impossibile dare ragione a mio padre. quindi da questo Ma che tu sai punto domande di vista- pronte là oppure No, sono sempre queste. Ah, tutte sempre poi quelle. Tiro fatte. via perché sennò Ce poi n'è tante, confondemo. Ce n'è tante, ragazzi. Sì. E l'uomo ha Guarda- lavorato di notte Di- invece che... Perché gli argomenti fra uomini e femmine sono tanti e Delicati. variegati e Occhio, avariati. occhio. Intanto il titolo in rosso è Le misurazioni. Di che? Le misurazioni. Prendo il calibro? Attenzione perché qui si aprono insomma Le temi Non abbastanza so cosa si può aprire in questo momento. L'uomo ma... va a occhio, non servono altri strumenti, giusto? Firmato Bocelli. Non saprei. Non saprei. L'uomo va a occhio. Vabbè, insomma. Sì, infatti, quando si tratta di misurare, l'uomo va a occhio. No, che ha bisogno di strumenti, il calibro, Non è o vero. No. il Non è righello, eccetera. Herman, io ho messo i quadri alle pareti con la livella laser, sembrava il film Tron. Sti cazzi. Sembrava una griglia laser, qua era tutto al millimetro. Sai Cioè- qual è la cosa grave? Che gli credo. Che taglia Sì. a franzetta Sì, qua a sì. livella Sì, laser. sì, Ah, sì. un via. geometra. Metti il cavalletto. Il Capito? gilet giallo, No, in questo devo dire che l'elmetto. La misura per lui è una fondamentale. È certezza. per me fortuna per me no. se rientra in una griglia, per me è certezza. No, aspetta, aspetta, io stavo L'abbiamo- vaneggiando, sono partito con le mie E elucubrazioni. invece questa- ore dove si capito subito. Oh, Ma così sembra in stronze. negativo, invece in realtà dai. No, beh, si Datemi un accava. ventaglio. Dai un'arancia. Allora c'è la Katia che è il Tu gli rosso aspetti la vermiglio. No, datemi un ventaglio. Un ventaglio. Gavemo. No, tutto. allora, dobbiamo parlare Ah. delle tue misure? No, Aia. ho detto, Io, come Madonna. che si misura? No, Come? No, è misure No, mie. perché allora, Che cazzo? Oh. dovete sapere che lui è ben dotato, Allora, Sì, grazie. Perché Adesso allora disighio al mondo. allora, lui porta Chi mi ascolta in Canada che ne frega qualcosa. Ma no, applausi. No, allora Applausi lui per porta Fibra. il 43 di piede, no? Pensavo di fava. E no, e quindi è tutto molto proporzionato 43 del condom. e direi che non è male. Il Però sacchetto delle ramaglie. a parte questo, in generale dalle mie esperienze pregresse, devo... Non sei giusto. Ti sentivo parlare delle robe pregresse e meno che ieri. No, allora, paragono te alle esperienze pregresse. Ok. Allora, diciamo che la cosa importante secondo me non è tanto la misurazione, ma è quanto l'uso, la frequenza, l'intensità e la qualità. Quindi la misurazione ha un certo c'è un certo valore, però non è la cosa più importante di tutte. Ci sono vari Ma fattori. è un addetto qualità Ha e ragione. sicurezza lei. Che cosa faccio una relazione con No, però ha ragione. È una formatrice. Ah. Allora, Forma. tutto vero, neanche forma potrebbe avere il suo perché. Anche la forma, brava! Anche la- Giorgia. Non parliamo di esperienze pregresse perché dopo come dire, dopo no, lo so, dopo è brutto, dai. No, non si fa. Non si fa. Non si fa. Però- Comunque io la domanda l'avevo formulata perché L'hai formulata di merda. no, volevo parlare di misurazioni tipo a spanne, non so, quanto lunga sia sta toia e mi misuro a 8 no. No. E vedete, si andà subito sul sessuale. No, No, allora, io ho tirato fuori il calibro laser. Torniamo a parlare dei suoi cappelli. Non della Sì. sua cappella, dei suoi Si è cappelli. capace. No. Che dici? Chiamate pure in diretta. Per dire Vabbè. la vostra. Peccato che non si possa interagire comunque dopo sui social, che se puoi scrivere i commenti. Quindi Comunque fate secondo quello che me vuoi. Herman si sta sentendo male. Io in so di questo suare momento. alle palle veramente. Mamma, no, alzo con le perdonami. braccia.
Se vuoi Mamma, abbiamo perdonami. la testicuzzi. Hai presente cos'è la testicuzzi? No, cos'è? No, non ce l'abbiamo veramente, però esiste. È una tipo jacuzzi piccolina. Per i testicoli. Per i testicoli. USB. No. Sì, sì. La voglio? No, Anche esiste. io. USB. È in commercio. È un affare che Ti sciacqua le palle? permette di inserire quella parte La lì. coglionera. E la coglionera, sì, di fatto. La scoglioneras. Sì, sì. Sì, e con le bollicine, così l'acqua della temperatura che gradisci ti fa questo massaggio testicolare. Ascolta, Io non ti uso- non ti ho ancora comprato il regalo di Natale. Dimmi che Sì, la vabbè, vuoi. se domani, cioè, non so cosa ho voluto vabbè, fare. dai, cioè. Io uso l'asciuga insalate, quello che gira. Comunque, visto che non abbiamo sponsor, se la Testicuzzi vuole E qualcuno in farci ascolto un dell'ufficio omaggio. marketing Testicuzzi può taggare. Come si chiamano quelle cose che mettete sui video? Tag. ADV. Esatto. Qui in Anche- sovraimpressione il Esatto. sito E della Chiama- Testicuzzi. Secondo me ti arriva. anche Campari, comunque, se vuole Anche sponsorizzarci Campari, a Gnadri. noi. Gnadri tutto, Select, Campari, Prosecchi, Va via, ben tutto tutto, quello che... va Tanto ben- bevemo tutto quello che vuoi, tanto non che sei problemi. Giorgia, ti sei addetta ormai a leggere domande, vai. Vai, Giorgia. Mi sembra Antonella Elia del... No, mi sento più Beh, Lilli, scusami. Lilli Gru. È molto più carina di Antonella. Meno male che siamo Beh. in radio. Sono più Io Sabrina lo- Salerno io. Io Comunque, la domanda ha un titolo, che è il libretto di istruzioni. Per gli uomini è solo un inutile spreco di carta. E sei un inutile tocco da carta che mette dentro solo scatole degli elettrodomestici, dell'automobile, E il libretto di istruzione legge solo che è effemere del solito. Gli uomini non ha bisogno del libretto di istruzione. Sa come che funziona le robe. Guarda, mi è venuta solo una risata Isterica. e niente più. Allora, oltre al fatto che a noi, vabbè, questa però è una digressione, è arrivata una lavatrice con l'asciugatrice integrata. Incorporata. Invece che esserci scritto asciugatura, c'era scritto acciugatura. È cinese. Indovina cosa ha fatto Livio Carottini? Gli ha mandato una Ah, no, non PEC. si può dire il All'Ayer. cognome. Ho mandato una PEC all'Ayer. Ha scritto Higher. Higher. Ha mandato una no, PEC. Ayer, che ieri in Ha napoletano. mandato una Ayer. PEC. Ayer. Ha mandato una PEC. Torniamo sul punto di Tu prima. lo potresti Lo fare amo, uguale. Lo amo. Io sì, lo farei Livello ha uguale. di mandato una acciugatura. PEC dicendo che il modello da noi ricevuto presentava un'imperfezione e questa imperfezione era Non ha ovviamente superato un gli standard. errore, No, ma un non ha- refuso. Non acciuga. Di traduzione. Acciuga, ma sa tutto di pesce ora. Acciugatura, quindi Tutto noi in siamo saor. famosi per questa lavasciuga che acciuga. La acciuga. Ma Esatto. funziona adesso? Sì, funziona, tutto Acciuga ok. bene. Non asciuga più. Acciuga bene. Esatto. Però adesso, tornando alla adesso, bomba. cioè, allora lui ha scritto questo biglietto perché bisogna fare Perché un Mi sono anche pregresso. dimenticato qual è il biglietto. Perché? Qual era quella? È colpa Le- del Campari o dell'acciuga? È un po' tutto. Campari all'acciuga. Campari e l'acciuga. Madonna. Perché lui quando deve montare qualcosa si rifiuta categoricamente di guardare le No, istruzioni. non è che mi rifiuto, non serve. È Perché un'altra sei più roba. maschio. Sono Poi lo un'indicazione vuoi di dire massima. al contrario. Ma non è mai successo. Sì, è successo. Però, va Sai bene, dai. perché? Se è Perché successo, qua però una volta su, Normalmente si dice neanche a uomo. Gnao, Cioè, uomo. testosterone. Vai a toccare proprio- Se tu non sai montare una roba, non è possibile, neanche a uomo. E Neanche quindi a uomo. È uno smacco dover guardare. Scusate, sono indomabile. Cazzo è? No, niente. Chi è? un Che indizio. succede? Chi Mi sono sei? girato un attimo. Chi sono sei in casa indomabile. mia? Mi sono girato un attimo, sono indomabile. Boh. Dicevamo. E comunque il libretto di istruzioni puoi risparmiarsi e a carta veramente. Allora, fra una patatina e un Campari. Campari. Uno? Siamo arrivati a fare domande che pescheremo adesso. Mica ne ho pescato una che dice: se lui non risponde ad un messaggio entro un'ora, lei ha già immaginato che sia morto, che la tradisca o che non la ami più. Lui si era solo addormentato sul divano. Vita vissuta. Anche per me. Io sono Ordinaria- certa che tu ti sia addormentato sul divano. Ordinaria Sei sicuro? amministrazione. Sei sicuro che mi dormo? Non ho dubbi, nel senso che spesso sono via per lavoro, eccetera, e Livio non mi risponde mai, quindi o Sì, sei ma sempre neanche con di cerco. un'altra Ma oppure anche se così. sei con un'altra, tanto cioè non. Basta non sapere. Basta, basta stavo non per dirlo saperlo. io. Io non voglio sapere.
Sono d'accordo. Se non te lo sai, non te lo sai, basta. Ma io non voglio sapere, secondo me è crudele rivelare Brava, una ma roba quanto del io genere. amo questa donna, te lo Per- dico. Sì. Ma È io non solo sapevo. per lavarsi la coscienza. Non bisogna sapere. Basta, Vabbè, mi basta Se me no, lo con dici queste vuol dire che storie. vuoi finire. Beata Brava. ignoranza, Brava. basta che si sta bene, de mente, de core e de panza. Disse un Soprattutto grande de artista, panza. de panza specialmente. Tu hai un'altra domanda che hai pescato, se no ne peschiamo noi una. Comunque Basta. tu parlavi di luoghi comuni e Lei all'inizio ce l'ha. Herman aveva Dai, detto... io ne scarto una, vuoi scartarla tu? Aspetta che sono. Amore. La scarto io, amore. Guarda che Lo roba. sai che io non ho mai chiamato amore lei? No, Vita allora mia. in realtà Lo faccio mente. solo per prendere per il culo. In realtà mente perché qualche volta l'ha fatto per sbaglio. Sì, ma ero però giovane non e non parlava sapevo- di me. Questa La chiami però. Paola. Ero, Lei sap- ci- Così, così. ero giovane e non No, sapevo no, cosa non comportare. Paola, aspetta. Mi ha Lucia. chiamato Lucia. Luci- Ti giuro, aia, mi ha aia. chiamato Lucia. Aia. E non so perché non ho nessuna amica che si chiama Lucia. Ma se io con Lucia, così No, e lui un giorno mi ha chiamato Lucia. Vabbè, capita Ed che è ti ancora cambi vivo. nome. È ancora vivo, sono magnanimo, dai, ammettilo. Pua. Non ha nessuno salvato sotto Lucio. No. Lucia Calcetto. Lucia. Però, tornando a quello che hai Lucia. detto prima, io non voglio sapere. Neanche io voglio sapere. Molto meglio non sapere. Comunque questa domanda che ho pescato Vai. così Vai, vai. è Lui- molto interessante. Lui vuole leggere, però tu leggerai. Leggila tu, Livio. Gli uomini dicono di volere una donna in carriera intelligente, ma si sentono minacciati quando lei ha più successo di loro. Campari? Ehi! Campari. Lei, No, no, allora, Giorgia, ha più successo di te lavorativamente? Lavorativamente dico sì, ne sono felice, sono il suo fan numero 1, ma più che altro perché voglio che lei mi campi, io non voglio più lavorare. Allora io Faccio il posso dire, tipo. io amo quest'uomo a questo punto, perché anche a me, lei che ha una carriera lavorativa migliore della mia sicuramente, guadagna molto di più di me e è sempre più brava, tra l'altro, a fare quello che fa me ma tutte con donne, l'informatica, con l'intelligenza artificiale, con tutte che robe che adesso... Io sono bravo con la scemenza biologica. Così, no, Anche ma- tu? Anche a me. È una coglionanza naturale che a me viene proprio bene. Mi piace che la, ci unisce. la coglionanza, La coglionancia che ci unisce. Io sostengo, anche io sono il tuo fan numero 1. Quindi e lei ogni tanto dice: ma sta a casa a lavorare, te mantengo me. E mi dico: vabbè, Dove no. firmo? Vabbè, sì. No, ho ancora un attimo di merdoso orgoglio maschile e dice: no, dai, non voglio muoiare così. Però a me piacerebbe fare il casalingo. Io adorerei che tu facessi il casalingo, Vero? perché io odio Col fare la culo- casalinga. Col culo di fuori e il grembiule davanti, vero? Agador. Vabbè, Agador, ma tu te lo fai tante ricordi? cose, Herman. Quindi, cioè, perché lei dice: non massa. sei relegato a fare solo questo. Tu lì coltiveresti forse il tuo lato ancora più creativo. E questo si chiama Michelangelo Effect. Dovrò studiare Il sta roba. Michelangelo Effect in realtà non è esattamente questa cosa che ho appena descritto, ma è il fatto di appoggiare il tuo compagno affinché tiri fuori il suo lato migliore. Quindi lei probabilmente nel suo intrinseco sa che ti sei bravo a Questa fare donna è un robe. genio, io te lo E dico. quindi tu, cioè lei sta spronando te non a Appoggialo. non... devo appoggiarlo. Ma Scusate. Se no te lo Scusate, di appoggialo. solito me lo appoggio. Ora ti spiego come si appoggia. Aspetta, ora arrivo. Parlavamo Aspetta. di microfono, Sorry. Comunque, il Michelangelo Effect è stata una Appoggialo. roba molto interessante per me, ovvero questa roba del supportare, cioè il fatto di supportare il tuo partner affinché raggiunga il suo meglio. E tu da partner sai qual è il suo meglio. Sì. E quindi voi dovete sentirvi supportati in questo. Quando Con la una U. donna Con la U. ti dà un... Supportati, non sopportati. No, eh. supportati Tutte e se è due, un'altra tutte e roba. due, tutte e due. Se è un'altra roba, però io ci credo molto in questa cosa. Secondo me è la cosa Credici. che fa funzionare la coppia. Se no, la coppia non funziona, Herman. Anche perché io posso dirti che quello che sto facendo io adesso lo faccio perché lui l'anno scorso, gli altri anni, ha comunque supportato tutta la gestione familiare che io non ero in grado di fare per logistiche di tempi. Uguale. E lui ha supportato e sopportato. E quindi, come dici tu, sono d'accordissimo. Guarda, lui avrebbe il meglio di sé da dare e ce l'ha e lo fa. A volte bisogna avere il coraggio di lasciarsi andare e solo di delle- lanciarsi. Se Modrio timidezza. diventare troppo seri, pesca un'altra domanda a Ebete che ho scritto me, perché sennò qua non Campari, devo dire mai. Campari, Ce l'ho, Campari. ce l'ho. Ce l'ha la Ce Katia. l'ho. Vai. Sì, ma si chiama ascolto selettivo.
Cioè, partiamo già così con l'ascolto selettivo. Ascolto selettivo vuol dire ascolto selettivo. Però è vero, già le prime 2 parole. L'uomo sente solo le prime 3 parole e forse l'ultima del discorso femminile. Il resto è un rumore bianco. Sì, è vero. Herman non sente un cazzo. Cioè, No, proprio mi dire la sento verità, mi l'inizio bippo da sola, mi sento l'inizio del discorso. Dopo che sei un... Si chiama sordità selettiva, io ne sono felicemente colpito. Io ho sposato questa teoria ed è giusta. Sei un portatore sano anche Vai. tu. Si chiama filtro passabasso, credo che si chiami nel Sì. gergo musicale, un qualcosa del genere. Sì, ha un filtro. Lei che viaggia a 110-120 decibel di media, Che hai alti proprio. ma cioè tipo jet in aeroporto e tu sei sotto a caricare i bagagli senza cuffie. Esatto, Lei è i così. cani che si I cani che suicidano. abbaiano, esatto, tutto. Io on off. Esatto. Io Vai in quando- off. Infatti non Vado in ascolta un off, cazzo. la mia vita è off. Esatto. Poi senti le ultime 2-3 parole del discorso e lei ti dice: Pom. hai capito? E tu devi dire sì. Allora, io mi sono Sai, comprato. basta. Io quest'estate, non lo nascondo, mi sono comprato le cuffie, quelle con la riduzione attiva del rumore. Allora, per iPod, me è quelli- un grandissimo. Poi non volevo fare pubblicità perché Se non vogliono volevo mandarci portare delle con questo AirPods. podcast dei Tanto- guadagni non tanto è già richiesti alla morto, Apple. chi se ne Esatto, frega. È già freddo da 20 anni. E io ho comprato queste cuffie che sono per me un grandissimo segno di civiltà. Cioè, dopo il microonde, le cuffie con la riduzione attiva del rumore sono, ragazzi, è il futuro. E Ne vuoi un cioè, paio? Ce le ho. Te pareo. Dio. Perché riduce te. Comunque, Mm. io tutto sto rumore non sento di farlo. Comunque riconosco di avere una voce magari Ma non più è- squillante. È la presenza, Non è la esatto, voce. bravo, È la bravo. Mi dia la Complimenti, mano, mi stanno dottore. stringendo la Complimenti, mano. dottore. Mi dia la mano. Ma aspetta, tu aspetta. presenza. Tu sappi che Herman dice che io ci sono anche quando non ci sono. Cioè la mia Questo è vero? presenza aleggia anche quando io non ci sono. È un eco che rimbomba nella È È vita. il panico, È un panico. ectoplasma Paura. che compare nella mia mente Sì. anche quando che se mi ho paura che possa comparire in un momento o altro, anche se so che è a Verona e mi so a Venezia. Appare giudicante. Ha fatto un ottimo lavoro allora. la Ma andate a cagare. No, io lo capisco perché io lavoro spesso fuori e lascio a Livio l'intera gestione familiare. Io vado via, magari no tanti giorni. Hai 2, trovato 3. mai la Qualche casa giorno? in fiamme o le bambine No, denutrite? Però No, tu quindi trovi funziona tutto. l'outfit giornaliero di figlia 1, figlia 2. Con Come zaino genitore uno, pronto. genitore Sì, due, noi c'è altri- figlia Ma uno, sì, figlia scusa, anche tu fai i recap. Ti sei ricordato di fare questo? Noi viviamo con i calendar nel Anche telefono. noi! No, noi abbiamo il calendar nel telefono, ma non basta, perché lui non basta, ne abbiamo uno No, anche visivo Ne appeso voglio uno in di carta, cucina. va bene? Perché lui là. è, cioè io smart, È sul- analogico. Non io invece sprecare sono più alberi. digitale. Io sono analogico. Molto anal, molto anal. Vabbè. E no, vogliamo dirlo, e ancora si dimentica le robe, perché lei, vabbè, ragazzi, ammettilo, cioè- Perché non mette gli occhiali? ammettilo. No, perché devo interpretare, cioè tutta sta roba che c'è scritto una roba, ma bisogna capire cosa che è da Drio e tutto quanto il costrutto precedente. No, c'è scritto 7:30, 19:30 dentista. Dico Io una alle roba a caso. 19:30 sono dal dentista. Yeah, esatto, ma non c'è scritto dove. Un dentista a caso. ci Non topo, ti sta cazzo, qualcuno cioè, aprirà, non è che cazzo. vai a È Mantova successo al a noi. dentista. Cioè, A noi è successo che No, aveva dai. Sono andato a cambiato casa di sede. un altro dentista. Sì, Sì. perché aveva Ah. cambiato indirizzo. Ha cambiato indirizzo e meno che avevo detto. Vabbè. Sono andato a casa di un Sì. altro. vabbè. Grandiosa. Era un proctologo. New, Camminavo zoppo, sembravo Dottor House. Vabbè, comunque tutto a posto. new. Scusa, adesso stai bene? Sì, sì. Ok. Sì, vabbè, comunque. Ho scoperto che mi piace il pesce. Livio, questa Comunque- frase va tagliata. No, adesso no, parliamone perché nel 2025 ancora per fare un esame della prostata ti devono mettere un dito nel culo e dopo che siamo stati sulla Luna forse, stiamo andando su Marte forse, dopo che abbiamo fatto tutti gli esami con tutta l'intelligenza artificiale, ti devono trovare la prostata ingrossata con un dito nel culo, non è Che possibile. non si sa di chi sia poi sto dito perché il No, dottore perché ci quando parli ti- è davanti ma dietro Esatto, sei... no, e quando ti giri trovi uno che ride. Che cazzo ridi? Il mio culo? No, tu che ridi. Non va bene. Vorrei Per dirvi che nulla. l'argomento lo tocca. Mi molto. tocca sì. Cosa cazzo. tocca?
Comunque, insomma, Fa siete male. over 40, quindi è anche corretto. Vabbè, Herman è over 50. Dico adesso over non 50, vogliamo dirla, insomma, ma Sì, ma la fare delicatezza questa- in Te queste parli di parole- over 40, come non te fossi dentro il gioco. No, non so, over 45 Ma lei, anche. Ah, scusami, ma lei non ha la prostata per Vabbè, questo è vero. Quindi, Cioè, Mise è un problema che mi tocca fortemente e sta roba non ha sopporto. Un esame dove devo invadere il mio corpo. Ma Sì. siamo Dio scherzare. volete parlare di quello che fa una donna? Lui non Tutta ha la vita. non ha partorito, non può dire niente. Che ti mettono Sì, ma il le culo è mani il culo, dove ragazzi. vuoi Cioè, e te le mettono anche là, Ragazzi. non ti preoccupare. tutto. Sì, sì, guarda. Ma hai presente Eh. la testa di tua figlia da dove è uscita? No. Mica Adesso fatti presente due la testa domande. del Livio. Sì, no, vabbè, Mica abbiamo- presente la preoccupazione che avevo. Se nasse qua a testa del mio figlio. La mia domanda era quanti tipo Ace centimetri Ventura. è la testa ad ogni visita? Quanti centimetri è la testa? No, è normale, non ti preoccupare. Vabbè, a posto. Ok. Posso farlo. Che avevo un fiato di paura. Esatto. Dopo tutto, per fortuna, tutto bene. Però, Tipo che insomma, l'esami oppure te lesi te? che è la frase che inizia con dopo il sesso. Dopo il sesso. Aia. E questo, come direbbe Muva, la trasmissione si sta sessualizzando. La trasmissione si sta sessualizzando. Lui si gira e dorme. Lei vuole le coccole e chiacchierare. Come si concilia? Io dopo il sesso sono come Andreotti dalla Pergo. Cioè, rimango fermo. tipo- Presidente? Cosa? Con la scatola nera dietro. Sulla gobba, esatto. Esatto. Presidente, Confermo cosa, comunque. cosa si Perché te me aspetta guardi per i così, nostri giovani? Perché te me guardi così? Perché? Perché, attivo. perché faccio il sesso con te, quindi Perché? solo Perché? per Vabbè. quello. No, perché te me guardi così? Potete Perché chiamare- Perché così? piangi? Perché piangi? Sonè. Perché piangi? In sovraimpressione, se avete qualcosa da dire, potete chiamare il 338. È una radio, non è impressione, non c'è il Ah, non 777. c'è il No, sovra- allora, lui non si gira neanche. Cioè lui si addormenta nella posizione dov'è, ragazzi? È istantaneo. Cioè, istantaneo. Cioè, Oh ragazzi, è mi sono morto. stufo certi momenti dopo mi sfinisse, capito? Povero. Oh, guarda che ti non te basta mai, non Vero. sai che voglio dire. Beh, bene per te, insomma. Sì, sotto certi aspetti sì, ma ho anche una certa età, capito? Non è che Stesse posso cose che dice Livio. Un'età comunque. certa. No, Eh. ma tra noi due quello che dice no è lui, non Mico io. mal, Ok, de uguale. mico mal de testa davvero. Quale? L'apparecchio, i capelli, sono stato al parrucchiere. Mico mal de testa davvero, ragazzi. Sono stanco. Soffro mal de testa da quando che avevo 7 anni. Per 6 giorni, barra 5-6 giorni all'anno, alla settimana. Al mese? A settimana che è al mese. 6 giorni a settimana. 5-6 giorni a No, settimana. ma lui è mico mal de testa. delicatino, bisogna beccarlo nel giorno giusto. Sentitemi bene che il giorno che non ho mal di testa posso anche essere. Però anche il giorno che stago bene e se lo faccio, dopo mi viene mal di testa. È Sei tipo- peggio delle È fighe. tipo lei col No, premestro, peggio, che ha peggio. 27 giorni di premestro, poi il mestro poi va in premestro del mestro che dovrà avvenire. Ma non è vero. È un'emorragia Ma costante. cosa dici? Sì, sì. Ma comunque poi se io chiedo di più, non ce la fai. E Nel ti senso chiamo- che E ora? dopo mi E dici- ora? Ti chiamo un globo, Poi- ti chiamerò ti qualcuno. Poi mi dici, non esageriamo. E ora, insomma, una chiamo volta un dico da globo. cogliere è il momento. Ma vedi che torniamo al discorso che ho fatto io prima. È questione che chiediamo troppo solo a uno. È vero. Guardami No, in allora faccia. che so è uno. Faccia, che cazzo vuoi chiedere di Bisogna più? Cioè, differenziare. Sì, Brava. Mi so da differenziata, so da umido ormai. Cioè, Differenziare ragazzi. è tu sei, il senso tu sei della nella vita. tua compost zone. Nella mia compost zone, sì, esatto. La differenziata è No, tutto. ma ha ragione, differenziare è l'unico sistema. E ora qua casca sta domanda qua che ho pescato poco fa. Aia. Ghosting. E tutti i giovani sanno cos'è il ghosting. Ma noi altri no. Né altri che siamo Tu non vecchi, sei no. giovane. Ah, ma culo. Ghosting significa fare il fantasma. Sì. Ok? Sparire nel nulla è un atto di crudeltà estrema o è un legittimo modo per evitare conversazioni scomode quando non c'è dell'interesse? Sarebbe bellissimo La due. poterlo fare. Sì, sarebbe molto bello Non poter mi è- sparire. Non mi è possibile. Neanche a me. Ma tu non devi Se- gostare me, però se per caso avessi un'altra potresti gostarla. Hai un'altra? Se per Prendo caso, appunti. se per caso, hai capito? Se per caso, Se per caso. se per caso capesse il mondo, Vabbè, pensiamo a un'ipotesi in cui sei con una persona che ti interessa relativamente, magari vuoi farci delle cose e altre cose no. La Ma ghosti. guardalo anche con i clienti, per esempio. Ma sì, non vabbè. solo a livello di pincio Io pincio. non ho più anche clienti.
Vabbè, No, adesso lavorativamente. sembra che faccia Effettivamente suonava male, te lo il dico. mestiere più antico del mondo. Clienti No, pincio pincio. fortunatamente no, però avevo dei clienti. Però Adesso ha dei bei no. piedi. Ragazzi, se volete... Se volete OnlyFans, why Beh, not? pensaci, si guadagna bene, dicono. No, Dicono chi? In realtà Lo dice questi Herman guadagni perché tu facili. metti- Lo dice Herman. sì. Io I non piedi ho di Herman. Beh, Herman Sì. ha dei piedi favolosi. E Sì. non avete idea del culo, perché adesso onestamente Herman ha un culo meglio di una donna. Ma tipo che in perizoma stai bene? Sì. Sta da Dio. Beh, Sì. per il Zoma sto Anche meglio Livio io Sì, che sì, te. dai. Che ho capito. Che ora sei? Che ora è? Campari? Che ora è? Che No, ora no. del è l'ora del Campari. Però posso dire una cosa veramente ingiusta a favore degli uomini. Avete comunque una genetica che vi porta ad avere una fisicità con quel muscoletto sul culo. Magari noi donne ci viene la cellulite, quel culo un po' flaccido, che ne so. Un po' E voi vaillant, invece un po' avete sto franato. culetto inutilmente là, perché tanto coversè. Brava! E allora, Lo ma tenete perché? inutilmente, ma non sai che Ma devo datelo. sfruttare il mio buco di La culo parola per qualcuno. giusta è inutilmente. Avete un bel culo inutilmente. Inutilmente, perché poi siamo noi tenute ad avere la brasiliana in se bello, culo, in spiaggia o comunque nell'intimità. Allora, E voi avete questi culetti perfetti là sotto quei boxer la larghi. il mio ideale. Andrebbe il Ah. contrario, Ah, forse. C'è qualcosa che che non va. roba! E il mio ideale di donna è Bridget Jones, tanto Sì, per ok. Con capirci. mutanda Col color mutandone. carne. Con mudanda color carne che ha il culo grosso che mi piace a me. No, no, va bene, no. fermi tutti. Questo Allora, è ok. non ho il culo grosso come Bridget No. Jones e non ho la mutanda di Bridget No. Jones. Chiariamoci, Chiariamo. perché ci tengo a chiarire. però- Esatto. Sì. Una dei Però- due può essere facilmente gestita come Una richiamo. delle due vabbè, robe. Ma anche no. Però, cazzo, vabbè, a parte, ma ha un fascino, ragazzi. C'è il film, l'attrice, e il mood, e l'impacciato di quella donna, eccetera. Te fa un sesso che è una roba Allora, grande. io... Stai parlando di uno dei miei film cult, No, nel fermi senso tutti. che io sono una fan delle commedie romantiche, Hugh Grant, No, però queste quella robe sì. qua, No. quindi io sono totalmente a favore. Però è anche a favore della donna vera, cioè quella Vera? che No, Beverly naturale, Hills. certo. Beverly Hills 90210. Vabbè, Qual è la cioè, mia personaggia Ah sì, preferita? a Livio piace Andrea Zuckerman, Dai. quella che era la secchiona, hai Sì, sì. capito? Io ero Che non piaceva a perico- nessuno. Piaceva meglio, non avevo Io Rivali. ovviamente, Esatto. io Dylan. lo ammetto. vabbè. vorrei Ma ben dire. Ciuffo selvaggio, Dio. Vabbè, ma ovviamente il bastardo. Ma non si è Dylan morto, per Forever. caso? Si è Si è morto. morto? Vabbè, che sta Morto, bene. morto. mo. Cazzi suoi. No, no, scusa, no, che sta bene. Cioè, ha fatto il figo un sacco di tempo. Che cazzo Lui è è? stato Fare il valido l'icona. in giro. Esatto. No, cioè, allora no. io sono più dal ti sbatto al muro. Cioè io sarei Sì, sì, una ti più sbatto al da muro, ti sì, sbatto sì. al muro, Fumantina. sarei più una sì, Sì, con decisamente. il ciappa i 5 minuti. Cioè, Lo sbatto al muro, sì. sì, Però a Toia, vedi che al c'è termosifone, proporzione. alla lavatrice, va bene tutto. C'è Sì. proporzione, perché allora questi uomini che stanno rivelando di essere morigerati in Mi. qualche modo Mi. Ma si chi? stanno Dove? rivelando comunque l'altra parte che in equilibrio va a completare Sì. queste donne che in qualche modo sono forti. Queste donne. Queste donne Queste che sono due forti. donne. Ma noi siamo una rappresentanza, ci hanno presi a Giusto. campione, siamo Sì, ciapai così. Ci hanno. Ci hanno presi Ci a avete campione. preso Sì, a avete. campione. L'Istat. No, no, c'è Sì. proprio il... Siamo come la Sì, Doxa. Siamo la state Doxa. prese così. Sì. E allora noi Doxa. siamo una rappresentanza delle donne over 45. Ma peschiamo un altro Con- biglietto. Andiamo avanti. con uomini quanti stride over in non si culo. sa. Questo leso mi. Ma vuoi mettere- È anche breve, tra l'altro. Domanda pericolo. Mi vedi ingrassata? Sì. Andiamo avanti, altra domanda. Altra Sì, domanda. andiamo avanti. Sì. Sì. Questa è una domanda molto frequente, nel senso che, vabbè, noi combattiamo con questa roba, che poi, come dicevi tu, alla fine questa culatta un po' Franata. Onesta, la culata franata onesta. è un termine che non dovresti utilizzare. Questa Qua notte si vede dormi che sul non- divano anche tu, secondo me. Non sei una persona con Se dormi col dotata gatto di stanotte. sensibilità. Mai avuta. Purtroppo non ti è stata donata la sensibilità. Va bene. Comunque, va
Va bene. Purtroppo. Caro Babbo Purtroppo. Natale, quest'anno Esatto. fate il bravo, vorrei Comunque, della a prescindere- sensibilità. Duetti, No, tre, no, ti tu lascio? Tu devi Abbonda. chiedere un plaid per il divano. Quello secondo me Dormo lì. Diciamo che a prescindere da questo, noi ragazze, insomma, siamo fatte così, no? Siamo Però- fatti così. Adesso non sai Siamo che vi fa proprio tutto sto schifo. Poi Adesso- diciamo che dopo i 2 chili di patatine che ci siamo appena mangiati, fa non hai... finta di niente. Non Eh. fai finta di niente. Comunque Brava, mi è È il brava. capitata- fritto, non ingrassa se non te che pensi. Mi è arrivata la domanda a pericolo. Anche a te. Ma guarda che fate? Ieri era diese, io pesca solo qui. Ma io, Sammy, io devo fare la pipì di nuovo. sì, adesso facciamo Guarda che una ha pausa. prostata. No, no. No, Mi ami? Perché mi ami? Neanche ma quanto che era la pubblicità No. della team. Ma Perché? questa è perché mi ami? Livio, perché Ma- l'ami? Questa domanda, No, Ma neanche io non ti ho fatto questa domanda. no, è vero. Perché Ecco, mi Ma ami? allora- neanche mi hai chiesto mi ami? No, infatti, ma cosa Infatti, ti sei? Cosa ma ti cosa sei cazzo ti bevuto viene in mente di domandarmi? prima di fare queste domande? Cosa ti cazzo? Ma se Livio, domande- perché l'ami? Oh signore, Oddio. andiamo avanti. No, no. no, adesso ti dico. Non puoi Ai, no, ai, ai, la regola è non si può nicchiare, non si può Ma Minchiare. passare. Minchiare. No, no minchie, no parti. Perché ti amo? Me lo chiedo. Me lo chiedo da... Dai, è impossibile che tu risponda così. Potrei essere Ma dai, volgare. menti, Ti cazzo, ricordo dai, il divano, fai il maschio, menti, menti. Raggiante. Sei menti. radiosa come Perché sei raggiante. Marie Curie. Sei Bella, però, una bella. Sei radiosa come Marie Curie. Ma no, è una bellissima metafora. Marie Curie era un genio, Sì, ragazzi. ma era radiosa e anche Era radioattiva. radioattiva. radioattiva, raggiante Sei proprio. la mia criptonite, sei. Sai, i suoi strumenti sono ancora sotto tecca in piombo. Esatto. Vedi te. Vabbè, io ti amo Perché non potrei farne a meno. Beh, questa è una buona cosa, dai. Sei Anche se salvo. non l'hai Cazzo, ti sei giustificata. salvato in corner con una sei un frase. paraculo L'ho di letta merda. sui baci perugina l'altro ieri Ah. e me la sono segnata. Bellissima, devo segnarla E tu anch'io. perché lo ami? Chi te l'ha detta sta cosa? Hai ragione. No, non lo ami perché non ti hai ancora Mi sposato. stima moltissimo. Perché come mi Fantozzi sento con la Pina. veramente al sicuro. Pina. Oh, dai, ha detto una cosa bellissima. E me la sono persa, stavo pensando alla Pina. Mi sento al sicuro. Cioè, è l'unica persona nella mia vita che mi ha fatto smettere di preoccuparmi. Guarda È che il inculata. contrario di te. Ah, che inculata gli arriva ora. Cuoricini, È il contrario di te Tu perché... perché mi ami? Innanzitutto stiamo calmi con le parole. Cioè, Cuoricini, abbassiamo cuoricini. i toni. No, vabbè, però è bella No, questa no, parte, sai qual è la cosa grave? Che io sono sicura che lui mi ama. Perché mi La ami? cosa grave. Non ha alternative, è un karma. C'hai ragione. È il Non ho karma che vi ha alternative. uniti. Non ho alternative, è il mio destino. Tu sei il mio destino, Loren. Ah no, quello è... Lucia. No, mi è Sei il mio venuto- destino, Lucia. Lucia. No, Loren. Viene Era una quasi da citazione da Ritorno al futuro, però vabbè. L'abbiamo presa in 3. Perché effettivamente non riesco a farne a meno. Mi ricordi Cioè, gli per quanto opossum- possa- gli opossum di cui prima, di Vero? cui poc'anzi Guarda, stai si finge schiumando, morto. si finge morto. Sento anche degli odori. Ecco, sono è caduti svenuto, gli è occhiali. caduto. Oh, piglia aereo. Tiriamogli sulle gambe, tiragli sulle gambe. Su. No, è Dai, bravissimo. passa Chi in gli realtà. fa la respirazione bocca a bocca? No, quella gliela Katia fai te. invece? Allora, io lo amo perché sostanzialmente... Sostanzialmente è un avverbio di Dovevi merda che metterlo metti nelle robe dappertutto. da non dire. Allora, togliamo, scusate, lo rifaccio. Perché, malgrado mi stia molto sui coglioni, perché onestamente... Beh, le premesse sono ottime. Lui mi rompe premesse molto i coglioni. Ma questo suo aspetto lo trovo così stimolante per la mia persona e so che anche se rompi i coglioni, torniamo sull'argomento centrale, mi porta a essere la versione migliore di me. E questa Porca puttana, cosa mi ha fregato. Michelangelo Effect. La versione migliore di me. Più Io che sono Michelangelo Anche per me è Effect. così. Anche io sono Mi così. stimola talmente tanto che mi cago addosso da quanto sono me stesso, Dio. Vabbè, insomma, basta non cagarsi addosso massa. È una cosa figa. Cioè, Sì, è una cosa figa da approvare. avere questa consapevolezza. Guarda che non si mica da tutti. Cioè, adesso quelli che dicono l'amore. Ma che amore, ma che amore. Però sta roba qua è una roba solida. A differenza dell'effimero che c'è nell'amore, questa è una cosa molto solida. Sì, non si riduce tutto a una pinciata perché sennò No, seria ma la troppo pinciata facile. deve essere bella. Allora, Sì, facciamo però- la premessa. è frequente. Sì, Vabbè. anche Adesso- concordo. Cioè, deve essere giusto. Giusto, Tutto questo giusto, equilibrio brava, qua. giusto, Allora, pari. per Equilibrio. ognuno è L'idea diverso. di un amore perfetto è No, No, non perfetto non esiste. c'è. Sandra e Raimondo, Però già Dharma e essere Greg. che Dharma
Già Io sei Dharma e pestato Greg. sui Io posso- coglioni. Va Bello bene. Dharma e Io Greg. e lei siamo Dharma Va e bene, Greg. Anche noi. Lei frichettona yoga, io contabile. Cioè, Sì. Io sono un insegnante di yoga. eccala, vedi. Cioè, Noi uguale, cioè nel senso lui questi cazzo di file Excel sa cosa abbiamo fatto nel 2018. Ma nel Tutto. 2018 Io ma sono non un so fan neanche dei quanti- file Excel. Infatti. Io ho i fogli Excel Io su ho un qualsiasi file roba. Excel che va avanti dal 97, credo. Cioè, è stato, Lui è- ha le è- è previsioni tipo- mensili. Ma tu Mi sei- dice se sono stata brava a fare la spesa perché abbiamo risparmiato rispetto alla nostra media. sette Ok, questo è euro. Alla grave. media di che tipo? La Mica- moda o la Beh, media matematica? non la moda. No, Ok. che moda, che moda. No, cioè Che questo, moda? questo Ah, sa moda tutto. no. Io non posso vivere così, Ah, perché io sono una volendo. istintiva. Va bene che ci sia qualche parte. Op, un altro nella bigliettino. mia- No, fermati. No, io adesso sono seria. Prima che tu peschi devo fare la pipì, Anche io. ragazzi, perché me la faccio qui. Ci sono Vabbè. dei problemi di diuresi? Pipì. Te ne vedi? no, troppo Momento, Campari. momento Sebac. Potrebbe essere colpa del Campari, eh. No, quando mai? Campari non stimola nessuno. Niente. No, assolutamente. E un'altra cosa da fare è girarsi e parlare. Devi girare tutto il corpo col microfono e un casco, esatto. Coso che ti attacchi Pensa ti a segue. quanto grande viene il tuo. Esatto. Casco da bigodini. Avete visto le dimensioni della testa di Livio? No, è la barba che Oddio, mi sembra inganna. anche normale. No, dai. no. No, non è normale. Non puoi regalargli un cappello, se lo mette tipo quelli di Alvin Superstar. Sembra un ti ebreo. La coppola. La sì, no, al militare sembravo un messicano. Perché non mi stavano i capelli. C'ho 62 di diametro, di circonferenza. Insomma, Infatti, il quando New Vedi Era- che il gli New Era li trovi? uomini e le All'ultimo. misure però. Solo il All'ultima- cap, snap all'ultima cap. tacca. All'ultima tacca. Cazzarola. Che culo. Sì, sì. Vabbè. Io Tu avevo che anche- numero hai? 7 e 3 quarti. Cos'è? no. Hogwarts.